Siamo giunti alla quinta corsa, confronto riservato ai gentleman. Sono cavalli di 4 anni sulla distanza dei 1660 metri in 9 al via. American Dante, Antilla Pitt, Allure GSO, Akiko Font, Abramo Petral, Alberetta Klein in prima fila, Giulianova, Emily Pan, Alrededor in seconda. Favori per Akiko Font in chiusura, Guido Gnoffo in sediolo. 1,69 addirittura la quota. In partenza la velocità di Allure, Akiko e Alberetta Cla che si avvantaggia, ma ora sopravviene la curva. Insiste Alberetta, c'è la rottura intanto di numero 3 Allure GSO squalificato. Ed è quindi Alberetta Cla che va a condurre con grande scatto iniziale. Akiko Font si sistema comunque in seconda posizione. Poi dovrebbe essere Antilla Pitt, c'è stato un po' di scompiglio nel gruppo. In quarta posizione vediamo American Dante che progredisce subito all'esterno dopo 400 metri di gara. Si ingamba al largo American Dante e va su Alberetta Cla, mentre a contatto rimane Akiko Font e al largo cerca di seguirla anche, cerca di avanzare anche Emily Pan che va a prendere la schiena di American Dante. Lungo la corda Antilla Pitt invece in terza posizione, 47,9 il passaggio ai 600 con in vantaggio Alberetta Cla, al suo esterno American Dante seguito da Emily Pan, alla corda Akiko Font. Intanto gli 800 se ne vanno in 1-2,5 con 14,6 davanti alle tribune. American Dante con decisione su Alberetta Cla, alla corda Akiko Font interessato spettatore, poi Emily Pan. Chilometro che se ne va in 1,17,4, ancora un 14,9. C'è stato un parziale intermedio decisamente svelto. I primi 4 si staccano dal resto del gruppo condotto da Antilla Pitt e si arriva così a 400 metri dalla conclusione con un 14,5 ancora. E American Dante attacca con decisione Alberetta, è seguito da Emily Pan lungo la corda da Akiko Font. Gli altri faticano a seguire il ritmo dei primi. Lo scatto in testa ruota di Emily Pan che progredisce a 200 dalla conclusione, ingresso in retta d'arrivo, si presenta in testa Alberetta Cla, all'interno c'è Akiko Font che aspetta l'open stretch, a centropista lanciata Emily Pan, finale con Emily Pan che attacca a centropista, Emily Pan e Akiko Font all'interno, ma è Emily Pan sul palo, emerge su Akiko Font al terzo. Dovrebbe essere American Dante, andiamo a rivedere comunque l'arrivo con lo scatto a centropista di Emily Pan e Michela Rossi che a 100 conclusivi piombano su Alberetta Cla in difficoltà e piazzano lo speed vincente, mentre al secondo finisce Akiko Font sulla stessa Alberetta Cla. Ha ceduto invece American Dante dopo un percorso esterno scoperto che ha cercato di mettere in difficoltà Alberetta Cla, ma è andato in difficoltà lei stessa e quindi vi rivediamo le battute conclusive. Il bello speed di Emily Pan e Michela Rossi, 8,52 la quota al totalizzatore per questa allieva di Salvatore Valentino che Michela Rossi guida al meglio e porta al successo.